Nell'ultimo periodo si è registrato un preoccupante aumento dei furti nelle abitazioni fra Catena di Villorba e Ponzano, dove tra gli obiettivi dei ladri spiccano la scuola elementare e l'asilo Ponzano Children. Tre malviventi con il volto travisato, senza dubbio gli stessi autori, avevano precedentemente svaligiato un appartamento al piano terra del Residence Vivo in via Diritti dell'Infanzia. Le telecamere di questo vicino di casa hanno catturato i malviventi in azione, ripresi tra le 17:30 e le 18:30, orario che sembra essere particolarmente vulnerabile. Hanno addirittura levato i frutti elettrici dei muri. Dopo aver devastato l'appartamento, i ladri sono riusciti a trovare i gioielli di famiglia. Una settimana prima, le stesse persone, senza paura, avevano tentato un colpo in un appartamento vicino. Hanno camminato per tutto il viale, hanno saltato la siepe a sinistra e sono andati su quell'appartamento là, al piano terra. Li abbiamo visti, li abbiamo fatti scappare, anche il signore di fronte. Si sono messi a lanciare sassi contro il signore. Per migliorare la sicurezza nelle abitazioni nella zona è consigliabile l'installazione di blocchi aggiuntivi negli infissi. La comunità locale è ora in allarme. Attualmente adesso accendiamo sempre il impianto d'allarme e siamo molto attenti anche a chi gira attorno. Vedo che anche nei complessi vicini si sono mossi, tanto da fare anche una chat di controllo del vicinato. Da via Talpon a via Marconi i raid dei ladri non danno tregua nemmeno a Catena di Villorba. In via Meucci una telecamera di videosorveglianza ha immortalato anche in questo caso un ladro che si allontanava dopo essere entrato in una villetta. I ladri sono scappati di là e sono andati via. Non è un bel vivere. È un furto. Dopo magari hai bimbi dentro e non è una cosa gradevole. Le villette di questa via qua sono state più o meno segnate tutte nel corso degli anni. Le autorità locali stanno intensificando la sorveglianza e collaborando strettamente con i residenti per prevenire ulteriori crimini. Sforzi utili per porre fine a questa ondata di furti e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità.